Tra poche settimane il Veneto andrà al voto per il Parlamento europeo e in 321 comuni, il 57% del totale, si sceglierà anche il nuovo sindaco e visto che il 41% della popolazione e il 45% delle aziende artigiane saranno coinvolte, la Confartigianato del Veneto ha pubblicato uno studio scientifico che presenterà tutti i candidati. Il quadro che emerge è quello di una regione con comuni sempre più piccoli, con abitanti sempre più anziani e con un territorio tra i più inquinati e cementificati d'Europa. Per questo occorre una programmazione di lungo periodo con servizi e infrastrutture e attenzione all'ambiente. Quello del calo demografico sicuramente è uno dei problemi più importanti. L'altro problema è quello della messa in comune di servizi. Abbiamo capito che la fusione fra comuni è una pratica estremamente difficile perché questo poi comporterebbe la messa in comune di servizi, un aumento della qualità del servizio e un calo magari anche di costi. La popolazione si concentra intorno alle città, nei piccoli comuni invecchia e i giovani si allontanano. Cresce il ruolo centrale delle donne. Come facciamo a conciliare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e un aumento della natalità? La risposta è non c'è nessuna relazione. In Germania, in Danimarca, in Olanda c'è una maggiore fertilità e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, quindi si può fare. Ripartire dalla comunità per una crescita sostenibile, quindi la soluzione migliore è quella che preoccupa di meno.